Bentornati e bentrovati a Storia, la trasmissione che ogni giorno prova un po' a portarvi dentro la storia del mondo occidentale per ritrovare i tratti caratteristici della nostra storia. Stiamo in queste puntate affrontando il grande tema della filosofia antica, che nasce presso i greci in un'epoca di grandi trasformazioni, un'epoca di grandi cambiamenti. Abbiamo potuto apprezzare nelle settimane precedenti la riflessione filosofica di importanti filosofi, che sono i filosofi presocratici, e che hanno messo a tema due grandi questioni, la questione della natura e la questione dell'essere. Dopo queste due stagioni importanti nella vita del mondo greco, stagioni legate in qualche modo alle colonie, la stagione della colonia ionica, che si pone le domande sulla natura, e la stagione della colonia della Magna Grecia, eleatica, che si pone la domanda sull'essere, torniamo invece nella Grecia vera e propria e torniamo con una riflessione dedicata all'uomo e alla capacità che l'uomo ha di guarire, al bisogno che l'uomo ha di guarire. Ci sono questi filosofi che vengono chiamati naturalisti, che hanno proprio come compito quello di avviare una riflessione sulla possibilità che l'anima dell'uomo, la vita dell'uomo possa guarire, come se la vita dell'uomo fosse affetta da una ferita, da una malattia, e che questa ferita, questa malattia necessitasse di una cura. Il filosofo che si occupa per primo di questo tipo di approccio è Empedocle. Empedocle è un grande filosofo dell'antichità perché pone al centro della sua riflessione la constatazione del fatto che tutte le cose sono animate da quattro principi: la terra, l'aria, il fuoco e l'acqua. Questi quattro principi compongono quello che Empedocle chiama lo sfero. Lo sfero è questa unità originaria, questa realtà originaria da cui tutto parte, da cui tutto comincia. E Empedocle dice: è a questa unità originaria che noi dobbiamo guardare se vogliamo capire qualcosa in più dell'uomo. L'uomo porta dentro di sé queste quattro radici, le radici che sono mischiate, le radici che sono connesse e che in qualche modo caratterizzano e costituiscono tutta la realtà. L'aria, l'acqua, la terra, il fuoco sono quindi quattro principi che compongono la nostra vita e che sono inscindibili fra di loro. Al di là delle riflessioni, che come capite sono anche di carattere pseudoscientifico, con questi filosofi nasce un approccio scientifico alla realtà, quello che veramente importa è che Empedocle sostiene e ritiene che dentro la realtà ci sia un'unità che in qualche modo è sempre rintracciabile, sempre riconoscibile, è sempre identificabile. L'unità, quindi, è il punto da cui può partire la conoscenza e la guarigione dell'uomo. L'uomo comincia a guarire quando non si concepisce come un'eccezione. L'uomo comincia a guarire quando si concepisce come dentro una grande meccanismo, una grande natura, dentro a una grande famiglia, dentro una grande storia. Solo percependosi parte di qualcosa l'uomo può cominciare il cammino della guarigione. Come questo cammino cominci, lo raccontiamo qui, sempre a Storia.